Va ora in onda Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Radio Giornale Bellunese, questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi di martedì 19 aprile 2022. Tragico incidente a Tramonti di Sopra in provincia di Pordenone. Durante un'escursione ha perso la vita il 45enne Andrea Dalfarra, volontario del soccorso alpino residente a Vaionte, originario del Bellunese. L'uomo è caduto nel torrente Meduna da un'altezza di 3 metri. Fatale probabilmente l'impatto con una roccia. Inutili purtroppo i tentativi di rianimazione, prima da parte della compagna che ha assistito alla caduta e ha recuperato il 45enne dall'acqua, poi dei soccorritori che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Incidente d'auto ieri pomeriggio lungo la statale 51 a Lemagna, 2 i veicoli che si sono scontrati in località Zue La Cortina. Il bilancio è di 3 feriti, di cui uno è ritrasportato in ospedale in gravi condizioni. Metteremo chiodi sul percorso, blocchiamo le strade, io direi di non farli passare. Queste alcune delle minacce comparse su Facebook a proposito della tappa del Giro d'Italia nel Bellunese in programma il 28 maggio. Messaggi pubblicati sulla pagina del presidente della provincia sotto il post che dava notizia del tracciato della corsa. Le invettive sono legate al malcontento suscitato tra gli addetti ai lavori dell'annullamento del rally bellunese disposto dalla prefettura, annullamento dovuto al mancato rispetto di alcune prescrizioni di sicurezza. E per un episodio analogo, ma in altro contesto, la provincia di Belluno ha presentato una querela per diffamazione aggravata. Diffamazione ai danni dell'ente e del consigliere Franco De Bon, delegato a caccia e pesca. Nei mesi scorsi De Bon è stato infatti bersaglio sui social di insulti e minacce giunte dal mondo animalista. Infine lo sport, calcio, il Longarone Alpina ha conquistato la finale di Coppa Veneto di prima categoria, decisiva la vittoria per 1-0 arrivata sabato contro il Città di Paese nella semifinale di ritorno. Anche all'andata i gialloblu avevano superato i trevigiani con il risultato di 2-1. L'ultimo atto dovrebbe andare in scena mercoledì 27 aprile e gli avversari da affrontare per la conquista del titolo saranno i vicentini del Due Ville, che però hanno chiesto ai bellunesi di far slittare in avanti la data della finale. Una decisione che in ogni caso spetta alla FIGC. È davvero tutto per questa edizione del Radio Giornale Bellunese. Vi ricordo che le notizie sono tratte dai quotidiani newsinquota.it, il Gazzettino di Belluno, il Corriere delle Alpi e dal sito del settimanale L'Amico del Popolo. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Radio Giornale Bellunese, notizie quotidiane sulla provincia di Belluno.